Let's get it. Let's get it. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. It's like that. Amici e amiche di Beppi TV, una buona sera da Federico Casna. Questo è D-Time, il programma di analisi e approfondimento sulla serie D targato Beppi TV che si rinnova quest'anno e andrà in onda con una nuova formazione, dei nuovi ospiti che andrei subito ad introdurre perché noi vogliamo analizzare, approfondire la serie D, ma chiaramente io non lo posso fare da solo. Con me infatti c'è innanzitutto Giovanni Capobianco, agente FIFA, che faceva parte della formazione dell'anno scorso e che è stato prezioso e sarà ancora prezioso. Buonasera Giovanni. Buonasera, buonasera a te e benvenuto e come dire, auguri per questo tuo nuovo inizio. Grazie mille. Con noi c'è anche Manuel Pascali, ex calciatore, ora opinionista TV, commentatore, un po' factotum in questo momento post ritiro. Grazie Fede, ciao, buonasera a tutti, a te e agli ospiti. E poi abbiamo Marco Molluso, allenatore della Vogherese. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. Che ci darà anche un po' le prospettive, le analisi del ruolo dell'allenatore a tutto tondo. Abbiamo anche un direttore sportivo, per oggi è il direttore sportivo della Trizium, Giuseppe Pardeo. Una buonasera anche a lui, siamo in tanti oggi. Grazie. Ciao Fede, grazie a tutti, buonasera. Buonasera. Siamo in tanti, dicevamo, c'è anche un quinto ospite, un ospite d'eccezione, Carmine Parlato, allenatore della Folgore Caratese. Buonasera Carmine. Buonasera a tutti. E allora, diciamo che è ora di iniziare, iniziamo con la Vogherese.
che è allenata appunto, come abbiamo detto, da Marco Molluso, che abbiamo qui e che oggi sorride, ma non sorride troppo perché appunto la Vogherese è stata sconfitta 0-2. Parliamo quindi del girone A della Serie D. Non era una partita sicuramente facile perché il Vado, che era venuto in casa della Vogherese, è una squadra che subisce poco, 8 gol subiti solamente in 16 partite. Anche voi avete trovato un po' di fatica a segnare, diciamo, il gol per sbloccare la partita poi si è messa male. Coincidenza, la Vogherese ha subito gol al 45esimo del primo tempo come nella scorsa partita, però oggi non c'è stata la reazione. Come mai, Marco? Non c'è stata la reazione perché il Vado ci ha messo subito alle corde e al primo minuto del secondo tempo ha trovato il 2-0. Complice una nostra disattenzione e abbiamo concesso un calcio d'angolo. Loro sulle palle inattive hanno provato a metterci sotto dal primo minuto del primo tempo, nonché sono venuti 2 gol da parte loro. La nostra reazione c'è stata, ma non è stata così ficcante come settimana scorsa ad Asti. Vado una grande squadra costruita per stare al vertice. Non si trova in questo momento al vertice, ma ha un'organizzazione e una gestione da squadra che deve primeggiare in questo girone. Un'organizzazione anche difensiva, dicevamo, voi avete invece dei buoni numeri offensivi perché avete segnato 20 gol in 16 partite. Dal punto di vista tattico, qual è stato un po' il problema secondo te per riaprire la partita dopo che si era messa male? Adesso non vorrei dirti che un po' a livello numerico, a livello di giocatori siamo un po' in difficoltà in questo momento perché abbiamo fatto praticamente tutte le uscite e le entrate le stiamo ufficializzando in questi giorni. Diciamo che non avevamo queste grandi armi per portare il risultato alla nostra. Abbiamo avuto noi l'occasione del primo tempo con un colpo di testa ravvicinato in area piccola che non ha centrato la porta. E la squadra che andava per prima in vantaggio avrebbe sicuramente portato a casa il risultato, magari non pieno. E così è stato. Il Vado ha fatto gol nel minuto di recupero del primo tempo e noi non siamo riusciti poi a rimetterla in piedi. I marcatori di questa partita sono stati Paolo Valagussa e Luca Donazzo. Paolo Valagussa, casualmente, è una vecchia conoscenza di Giovanni Capobianco, che è un ex sanremese e Folgore Caratese. Tu lo hai avuto come tuo giocatore alla Folgore Caratese. Che giocatore è Valagussa e sta continuando a mantenere le aspettative che aveva ai tempi? Giovanni? Sì, Paolo è un calciatore sicuramente di categoria superiore, che poi per scelte familiari ha deciso di scendere di categoria. È una mezzala di inserimento, di quantità e qualità, insomma, rispecchia un po' quelle che sono le caratteristiche del centrocampista moderno box to box. E in D non dispensa il gol, nel senso che è un calciatore che vede la porta e che nelle ultime stagioni si sta affermando in maniera importante anche in fase realizzativa. Un calciatore a 360 gradi che fa tutte le fasi di attacco e di difesa e che per la categoria è sicuramente un calciatore importantissimo. Tu lo conosci, Manuel? Come si fermano questo tipo di giocatori? Perché guarda, sei un penso che ci sia difensore, proprio la puoi spiegare un po' da questo punto di vista? Da difensore devi stare attento, ovviamente, perché questi centrocampisti mettono in difficoltà in quanto devi comunque cercare di monitorare la situazione, perché già sei alle prese magari con 1 più 2 attaccanti, poi se ti arriva una mezzala di corsa col tempo giusto è un bel casino se non ti danno una mano davanti, quindi dei centrocampisti che lo prende, quindi devi fare delle decisioni, è sempre complicato. Anche ieri sera abbiamo visto come il movimento di una mezzala, credo fosse Frattesi, nell'ultimo gol abbia fatto scegliere Ostigard, è rimasto in una posizione in cui poi ha permesso Thuram di far gol. Sono quelle mezzale che danno noia a noi ex difensori, perché quando te li vedi arrivare devi scegliere, quando un difensore deve scegliere è già un momento complicato, perché poi
si spera per esperienza di poter fare la scelta giusta, e ieri Oscar le ha fatte quasi tutte giuste, ha perso poi, si è trovato 2 contro 1, ha scelto di rimanere nella terra di mezzo e poi gli ha fatto gol Thuram alle spalle, però è un centrocampista che fa molto bene, come diceva il suo Marco, Joe è di gamba, ha forza, si inserisce bene. Un centrocampista che se riesce a trovare continuità in zona gol, la categoria gli sta stretta, come ha detto bene Capobianco. E tra l'altro, Manuel, leggevo qualche tempo fa un articolo della Gazzetta che evidenziava come oggi, con sai, tutto quanto la nuova tipologia di gioco, con la costruzione dal basso, in cui le squadre tendono ad arrivare in porta col pallone, manchino oggi i calciatori centrocampisti alla Dino Baggio, no? Quelli con la botta da fuori, non si fanno più gol da fuori aria. E Paolo invece è uno di quei calciatori che segna sia di inserimento che col tiro da fuori, insomma rispecchia un po' un centrocampista che è una via di mezzo tra un centrocampista moderno e uno un po' vecchio stile, che riesce a fare gol in diverso modo. Parlava prima di scelte Manuel Pascali, e in questa giornata invece si è trovato a fare delle scelte anche Carmine Parlato, che appunto da 10 giorni allenatore della Folgore Caratese. Io ora passerei appunto al girone B a parlare della Folgore Caratese. Prima di farlo però noi abbiamo gli highlights della partita e anche le parole del vice allenatore dell'Arconatese Antonio Quartodecimo, che comunque ha avuto da dire a fine partita. Io direi di fare questo excursus sugli highlights e poi approfondiamo anche la partita della Folgore Caratese e tutti i temi collegati. È pronto Quaggio, fa calciare con il destro, raso terra, non la trattiene e c'è il gol dell'Arconatese dopo 6 minuti, l'errore di Ravarelli e l'Arconatese passa avanti. Pronto Ferrandino, calcia direttamente in porta, palla però non scende. Sceglie l'opzione Ferrandino che si gira, 3 uomini su di lui, Ferrandino, cambio di gioco interessante sulla sinistra, Menegazzo che aggancia le traversone a cercare Quaggio, la conclusione col destro, spara alto Quaggio, era tutto regolare, chance clamorosa per l'Arconatese, Quaggio però ha sparato alle stelle da 0 metri al minuto 28, prova a prendere metri, Sottile. Alle traversone a cercare Chiaramatenghe di testa, pallone che termina sul fondo, primo squillo da parte dell'italo ghanese, la testa, poi Donizetti alza il pallone a campanile, in qualche maniera se la cava Scapuzzi, poi Ferrandino a calciare il pallone che viene deviato, la grande parata di Ravarelli, termine, Cipsa, Scapuzzi si gira, ce l'ha sul mancino, ancora Scapuzzi, alza la testa, va alla conclusione direttamente in porta. Non la devia nessuno, era un tiro cross, la palla che esce, pericolo a 30 secondi dal gong del primo tempo, con il cross di Scapuzzi, non c'è arrivato Gaetani. Attenzione, sono riusciti a creare situazioni pericolose. Cavallini in area di rigore, va a calciare col mancino, la palla che sfiora il palo e questa è la prima vera grande occasione della Folgore Caratese. Dopo solo un minuto di gioco, la conclusione tentata da Cavallini. Con il mancino ha sfiorato il palo, grande chance questa, cerca di guadagnarsi qualcosa, alla fine scarica Marchi, il cross da rivedere, recupera ancora la Folgore, Sottile perde il pallone solo per un attimo, lo recupera ancora Sottile, bravissimo, allarga bene per Sant'Ambrogio che alza la testa, calcia Sant'Ambrogio, il pallone largo, buona chance per la Folgore che ha cominciato questa ripresa con più verve, con più determinazione, Arconatese in difficoltà, se ne è accorto anche il vice di Livieri, Antonio Quartodecimo, che adesso prova a richiamare i suoi. Buona chance qui al minuto 8 nel corso della ripresa. Sì. Bravo Scapuzzi, tra le linee, Sottile, poi Scapuzzi calcia, pallone ribattuto, Luoni, palla che capitombola dalle parti di Sant'Ambrogio, Chiaramatenghe ancora, Sant'Ambrogio calcia col destro, la respinta di Lionetti, non è finita, Cavallini all'indietro, Silano calcia col mancino, riesce però a strozzare solamente il pallone, buona chance al minuto 65, non è finita ancora. Palla della Folgore solo per un attimo, bella risposta di Lionetti sulla conclusione però tentata, il lancio sulla destra a cercare Gentile, la palla arriva a destinazione, 1 contro 1 con Cavallini, Gentile, traversone, raso terra, Ferrandino, è fuori gioco, Ferrandino aveva trovato il tappin vincente del 2-0, cercando di raddrizzare una gara difficile, la palla passa,
testa per Chiere Matenghi in area di rigore, gioca indietro, Scapuzzi, calcia, palla ribattuta, poi Arpino rovesciata, la palla che termina sul fondo, bella chance questa. Allora la recupera nuovamente Marchi che alza la testa, va al cambio di gioco a cercare Scapuzzi, posizione regolare Scapuzzi, lo stop, c'è Dugo, lo stop di Dugo, la giocata di Dugo, il cross col mancino sul secondo palo, Chiere Matenghi di testa, è buono, è tutto buono, Cavallini segna, ma è fuori gioco! È fuori gioco Cavallini, clamoroso, aveva trovato il gol Cavallini, aveva trovato il tap-in vincente, sarebbe stato meritatissimo per la prestazione del terzino della Folgore, fuori gioco però. Poi Menegazzo allontana il più lontano possibile, fischietto in bocca, triplice fischio, l'Arconatese torna a vincere e lo fa battendo la Folgore in casa proprio a Verano Brianza per 1-0. Gli ospiti hanno vinto grazie al gol su tap-in dopo 6 minuti segnato da Donizetti. È una vittoria importante perché significa nuovamente vetta della classifica, permette di restare... Diciamo che ci sta anche il ritorno della squadra avversaria che si è rimessa a specchio secondo tempo e ha alzato un attimino il baricentro con questi palloni lunghi. Ci sta a soffrire e noi siamo una squadra che sa soffrire e abbiamo dimostrato che quello di domenica è stato soltanto un passo falso. E allora abbiamo sentito le parole del vice allenatore dell'Arconatese Antonio Quartodecimo e che ha posto l'accento su un concetto, quello del mettersi a specchio. Ha detto che, mister ha parlato, che voi vi siete messi a specchio dopo la fine del primo tempo. Qui dice la squadra avversaria nel secondo tempo si è messa a specchio, ha alzato il baricentro con palloni lunghi, ci sta a soffrire, noi siamo una squadra che sa soffrire e abbiamo dimostrato che quello di domenica è stato soltanto un passo falso. Mister, è così? Vi siete messi a specchio e in caso come mai, cosa non ti convinceva tatticamente al di là del risultato nel primo tempo e se poi c'è stata effettivamente questa reazione che abbiamo visto anche delle lights essere stata effettiva? Intanto buonasera a tutti. La partita l'avevamo preparata in maniera diversa, di andare sugli esterni con le sovrapposizioni e cercare di essere di creare quella superiorità numerica sugli esterni, sui loro quinti, sia con i nostri terzini e gli esterni nostri alti. Soltanto che la bravura loro all'iniziale, il gol preso all'inizio, secondo me non ha fatto in modo che principalmente i due centrocampisti fossero veloci nel fare gioco, nel cercare immediatamente la palla in avanti. È ovvio che da una settimana, 10 giorni che sono qua, sto cercando di trovare il vestito giusto, anche se in questo momento credo che ancora siamo in una situazione da valutare in base agli elementi che ci sono a disposizione. Poi in settimana avevo provato anche un 3-5-1-1 e i ragazzi si sono trovati bene, quindi ho cercato un attimino di dare dei punti di riferimento e di andare a giocare con un po' più di velocità sulle seconde palle e i ragazzi credo che i secondi 45 minuti hanno creato moltissimo e sicuramente meritavano anche qualche cosa in più. Sì, meritavano qualcosa in più, l'hai detto anche poi tu nell'intervista post partita, hai insinuato insomma che il risultato non fosse giusto e secondo me ci può stare viste anche le azioni da gol. Un po' mi sembra di aver capito, ti è pesato quel gol annullato verso la fine, il gol segnato da Cavallini in mischia. Ce lo commenti un po' quell'episodio? Io l'ho visto anche live perché seguivo la partita su Bepi TV, è veramente difficile valutare dalla camera larga che abbiamo noi. Tu come l'hai visto dal campo? Ma dal campo ovviamente non è che potevi vedere chissà che cosa. È chiaro che l'assistente si è visto così, amen, non sto a discutere. Io credo che la partita noi l'abbiamo persa nei primi 45 minuti e non nel secondo tempo, perché l'atteggiamento e alcune individualità nei primi 45 minuti eravamo troppo lenti nel fare le cose, non eravamo veloci. Contro la prima in classifica devi giocare con più intensità, con più aggressività e è chiaro che la qualità i ragazzi ce l'hanno, ma non hanno fatto in modo di metterla al servizio della squadra. Questo è il mio pensiero. Sicuramente da quello che ho potuto vedere
si è visto nei valori. L'Arconatese è una squadra molto fisica, organizzata, ben messa in campo e quant'altro, ma credo che nei fatti e nell'amore di gioco sicuramente la Folgore Caratese meritava qualche cosa in più. Chiederei a Pardeo un'opinione su questa Arconatese, visto che è l'ultima citata da Mister Parlato. Che squadra è l'Arconatese, Giuseppe? Ma se prima in classifica un motivo c'è, dicono tutti, mi sembra un po' un luogo comune quest'anno di campionato equilibrato, che si può vincere con tutti, si può perdere con tutte, alla fine i valori escono come sempre. Sicuramente la squadra schiacciasassi non ci sarà, quella che fa 10 vittorie consecutive, però salvo 3-4 squadre in tutta Italia in Serie D, su 9 gironi forse solo 3-4 squadre, lo stesso girone, Trapani e Siracusa, ma per il resto squadre di vertice ce ne sono, che sanno tenere botta, che sanno cadere, rialzarsi, ma alla fine i valori escono. È una squadra sicuramente che merita di essere prima. Parlavi di valori, ma un giocatore che io ho anche avuto modo di commentare più volte, avendo fatto la Folgore Caratese diverse volte quest'anno, e che mi ha veramente impressionato della stessa Folgore è Cavallini. Chiederei innanzitutto a Carmine Parlato se ha avuto la stessa sensazione quando è arrivato un giocatore. Adesso so che è brutto parlare di singoli, però sembra ogni tanto quasi fuori categoria come calciatore, nonostante la giovane età. L'abbiamo visto anche nelle lights, è stato il più pericoloso dei suoi, nonostante sia poi un esterno, un terzino. Sì, ha delle buone doti il ragazzo, anche se da 10 giorni che lo sto guardando, io credo che lui possa migliorare il 100% su quei suoi difetti, che se li corregge questa categoria scapperà via subito. L'hai visto tu, Manu, Cavallini? Ma avevo visto non mi ricordo, ho visto la Folgore quando fece quell'amichevole con l'Avellino in estate, aveva fatto molto molto bene, era una di quelle squadre che era accreditate a dover stare lì davanti, e, certo è un 2004 che sta facendo molto bene, a grande gamba, arriva dal settore giovanile della Reggiana se non sbaglio. Beh, la Folgore sta vivendo un po' quel momento che anche noi a San Giuliano, quando abbiamo vissuto, parti magari per fare un campionato diverso, ti ritrovi in una posizione di classifica un po' complicata rispetto alle attese di inizio stagione. Non è semplice, devo essere sincero. Per una squadra che anche guardando gli 11 che sono scesi in campo, è una squadra forte, e prima o poi, come dicevamo prima, i valori usciranno fuori, tanti giocatori anche di esperienza, tra cui mio caro amico Paolino Marchi, che cercheranno e troveranno sicuramente la soluzione di venirne fuori in un girone che comunque è sempre complicato, come quello B, in cui si fa fatica a vincere anche con le ultime. Adesso anche il Ponte San Pietro è andato a vincere in casa del Brusaporto, quindi è un girone complicato come sempre, non è mai semplice, perché trovi squadre che ti rendono la vita difficile. Parlato a fine partita, lei ha parlato anche di mercato per provare a cambiare un po' la situazione. Ha detto che ha avuto un colloquio col presidente della Folgore Caratese, Michele Criscitiello, riguardo alla possibilità di intervenire sul mercato. Che tipo di giocatori servono per dare un po' la scossa a questa squadra? Sia dal punto di vista caratteriale, ma anche tecnico, chiaramente. Ma sicuramente dal mio arrivo avevo parlato in maniera chiara al presidente, ho detto da questo momento cercherò di valutare tutti i ragazzi, e quindi nel giro di un paio di partite dirò il mio pensiero alla società. La società comunque è al corrente ogni giorno del mio pensiero verso i ragazzi, e si sta cercando di trovare quelle figure che possono entrare in un gruppo già rodato, però con delle mancanze sicuramente, così a vista d'occhio, sulla fase offensiva, dove obiettivamente si crea tantissimo ma si finalizza poco e male. Allo stesso tempo l'impegno non manca, ma credo che la squadra comunque oggi come oggi sta nei
queste 2 partite che sono stato io ha dato il massimo, e se ha dato il massimo e non è riuscito a fare un gol e ne ha subito uno, significa che qualche cosa ce la fa. Giovanni, qualche calciatore offensivo che risponde alle caratteristiche dette dal mister? No, io, come dire, credo che la Folgore debba scegliere dei calciatori che siano funzionali all'idea di gioco del mister, anche perché quando si cambia un allenatore e si prende un allenatore come parlato, che è un allenatore esigente e abituato a vincere, lo si deve mettere anche in condizione di esprimere le proprie idee e di mettere in campo quelle che sono le proprie idee di gioco. Non c'è un nome giusto per la Folgore. Serve effettuare qualche correttivo sicuramente, ma non bisogna prendere per prendere, bisogna prendere per iniziare a fare il risultato. Questa è una squadra importante, è una squadra che è nata con degli obiettivi importantissimi, perché è una squadra costruita, il presidente non si è, che tra l'altro è un amico e conosco benissimo, e tra l'altro sento spesso costruita per provare a vincere, probabilmente il budget più alto mai avuto dalla Folgore negli ultimi nella gestione di Criscitiello. Oggi si trova in una posizione di classifica in cui deve guardarsi oggettivamente anche indietro, perché si trova a 20 punti ed è più vicina alla zona di retrocessione piuttosto che alla zona alta della classifica, però siamo in una fase del campionato in cui l'allenatore è stato cambiato, qualche giocatore arriverà e, come dire, non deve precludersi nulla, anche perché io non ho mai visto un girone B così competitivo come quello di quest'anno, il che vuol dire che a parte l'Alconatese che sta facendo in questo momento un campionato a parte, non sarei in grado di dire chi lo vincerà questo campionato, quindi tutti possono perdere con tutti possono vincere contro tutti, lo mostra il Club Milano, lo mostra il Ponte San Pietro. Ci saranno tante sorprese secondo me in questo girone, quindi nulla è precluso. La Folgore deve inserire qualche giocatore che sia funzionale rispetto all'idea del mister. Sì, dici bene, perché tutti possono vincere contro tutti e l'ha dimostrato settimana scorsa la stessa Trizium, che è andata a vincere contro l'Arconatese capolista, veniva da 3 risultati utili consecutivi, tra cui appunto quest'ultima vittoria, poi lo stop di questa giornata, Trizium 0. Caravaggio 1, gol di Doria al 40° del primo tempo, che poi ha portato, Giuseppe correggimi se sbaglio, all'esonero dell'allenatore. Cosa ci puoi dire intanto della partita e poi di questa scelta della tua e della società di cambiare rotta? Ma è un po' un momento così che viviamo da inizio anno, cioè sapevamo di pagare un po' lo scotto di categoria, però ci sono tante cose buone dell'anno scorso che paradossalmente quest'anno diventano un po' in una accezione negativa, nel senso che da squadra, visto che comunque sono stati confermati diversi giocatori dell'anno scorso, lo staff, il mister stesso, venivamo da una stagione stradominante, e poi quando ti vesti i panni della Serie D spesso determinate cose non succedono, non ti spieghi perché. Sicuramente la categoria è diversa, però quell'incidere in un certo modo devi comunque saperlo correggere, e quindi poi un po' la frustrazione ti assale, dici ma cosa devo cambiare, cosa devo intervenire, e bisogna avere la lucidità, quindi non solo quando le cose vanno bene, come appunto faccio il parallelismo con l'anno scorso dove vincevamo ogni domenica. Ora è un momento un po' così, sembrava che poi per mia forma mentis sono uno a cui piace lavorare tanto e far lavorare bene gli altri, quindi prima di andare sul discorso allenatore da subito, visto che ormai c'è la moda spasmodica di cambiare allenatori alla prima sconfitta, vedevo delle difficoltà all'inizio, però sia perché ho fiducia estrema nell'allenatore che adesso ho dovuto congedare, però rimane per me un grande allenatore, una grande persona. Ho pensato sempre che c'era bisogno di tempo per assestarsi, vedevo dei risultati positivi, poi alla fine, come dici tu, venivamo da 2 pareggi con Clivenze e Folgore, la vittoria con l'Arconatese. Serviva sicuramente ieri dare
dare un po' il seguito a questi ultimi 3 risultati positivi con squadre forti. Con quella, diciamo, sulla carta meno forte delle 4, un passo falso così in casa, in questo caso sì, ho visto molta destabilizzazione, quindi sono arrivato a questa scelta brutta ma doverosa. Non voglio avere io questo ruolo, ma c'è già un nome per il sostituto? Avete già vagliato dei nomi? A noi qualche voce è arrivata, però poi non vorrei fare annunci prima della società, insomma. No, se non l'abbiamo annunciato contestualmente all'esonero è perché effettivamente ancora il nome, ci sono delle situazioni che sto valutando, domani ormai mi prendo tutta la serata, domani mattina deciderò. Ti dico la verità, non avevo neanche i candidati da fare il casting, perché fino all'ultimo ho voluto sperare non ci fosse necessità di ricorrere a questa situazione, dato anche il momento da cui, come ti dicevo, dal ruolino di marcia delle ultime 3 partite da cui venivamo. Quindi non avevo messo in preallarme nessun allenatore, lo dico con la massima sincerità. Avevo delle idee qualora dovessero servire, ma non avevo preso contatti e mi sono mosso oggi stesso. Ci teniamo il nome per la prossima puntata, allora. Marco... Lo diremo domani. Però noi andiamo in onda ogni lunedì alle ore 20, lo ricordiamo, visto che stiamo tornando in onda, quindi noi lo annunceremo la settimana prossima, ma state collegati ovviamente sui canali di BPTV, che siamo i primi a arrivare su questo tipo di informazioni. La Trizium ovviamente non è merito mio, ma per storicità, per blasone, anche stavolta, dopo la notizia dell'esonero, mi saranno arrivati 50 candidati allenatori che si sono proposti per vie traverse direttamente, anche che fa onore quando uno si propone, perché alla fine se non hai il contatto diretto te lo fai dare. Dico la verità, è una piazza dove tutti vogliono venire. Ben per voi. Marco, tu te l'aspettavi una partenza così della Trizium? È un po' brutto dirlo magari davanti al direttore sportivo, immagino che non se l'aspettasse neanche lui, però poi è un po' questa la realtà. La Trizium ha fatto fatica in questo avvio di stagione, si trova al penultimo posto. Te l'aspettavi? Tu che conosci anche il girone B comunque. Onestamente, avendola vista anche un paio di volte in questa stagione, non credevo in questo momento che si potesse trovare così, diciamo, perché poi non è un'estrema difficoltà, però così in basso, perché non avendo cambiato poco e niente, avendo mantenuto l'assetto dell'anno scorso, si è più facilitati a lavorare con un proseguo. Però come ha detto prima il direttore, le categorie sono differenti e ci sta che capiti qualche passo falso. Poi venendo le ultime 3 partite con 5 punti, sinceramente io non mi aspettavo ieri una sconfitta, però può capitare, si può capitare di inciampare, è capitato. Non mi aspettavo onestamente vederla così in basso, perché conosco il blasone, conosco il valore dei ragazzi, poi come ha detto prima il mister, è un allenatore importante, però purtroppo ci sono annate e annate e in questo momento loro hanno deciso di cambiare, avranno fatto le loro scelte, saranno opportune. E allora, i risultati del girone B li abbiamo un attimo preannunciati, ovviamente con i focus su Folgore Karatese e Trizium, ma adesso andrei a vederli tutti insieme ricapitolati. Spiccano sicuramente la sconfitta del Brusaporto in casa con il Ponte San Pietro, che ha appena cambiato allenatore e è tornato a vincere, il Piacenza che non va oltre il pareggio con la Clivense, Castellanzese che pareggia al 93esimo in casa contro il Caldiero e fa un favore all'Arconatese che torna a più di una partita di vantaggio in classifica, 4 punti di vantaggio, ma adesso la vedremo la classifica. Da sottolineare poi anche l'esordio di Ciro De Angelis alla Pro Palazzolo, doppietta in un minuto, prima dagli 11 metri segna l'1-0, dopo 63 secondi segna il 2-0. De Angelis lo scopriamo certo oggi, giocatore che se entra in ritmo può davvero spostare gli equilibri delle partite, grande colpo in casa Pro Palazzolo. Pascali, lo hai marcato 2 stagioni fa, insomma, ti sorprende il suo impatto? L'ho anche allenato le prime 4 partite quest'anno. Esattamente. Ma guardalo, a parte che Ciro è un ragazzo a cui voglio bene perché ci ho giocato assieme. Allora, un attaccante di categoria che non ha bisogno di presentazione, un ragazzo che ha grandissime qualità
in area è uno dei più forti della categoria, perché comunque anche ieri, a parte il rigore che ha preso con personalità, ho guardato un pezzettino di partita e poi si è trovato una mezza palla in area e non ha sbagliato. È uno che se ci sono 3-4 occasioni da rete, il gol te lo fa. Bisogna portarlo in quelle condizioni, perché comunque è un ragazzo che con noi ha avuto qualche problema fisico all'inizio della stagione, dopo la stagione un po' amara che ha vissuto col Fanfulla, che è stato un bel colpo perché comunque è tornato dove ha fatto bene, perché sappiamo che ha lavorato anche col direttore Fusari a Franciacorta, dove è l'ultima stagione in cui ha vinto il titolo di capocannoniere, ha fatto 23 gol. Quindi è un ragazzo che ha bisogno di sentire molta fiducia. Probabilmente qui a San Giuliano non l'ha avvertita fin da subito, ci sono stati qualche problema, ripeto, fisico all'inizio, sai, quando poi si va in una squadra dove ci sono magari 3-4 attaccanti forti e bisogna fare delle scelte, poi scelte sbagliate o giuste, lo dice sempre il risultato, però magari lui è un ragazzo che ha bisogno di sentirsi veramente importante, l'ha dimostrato perché ha preso 2 giorni prima, è entrato, ha fatto 2 gol, quindi tanto di cappello, anzi è un ragazzo che se trova con la continuità 15-20 gol te li garantisce. È stato un grandissimo colpo, perché comunque prima partita fa subito 2 gol, vinci fuori casa contro il Ciserano, che comunque è una buona squadra, in casa fa da sempre noia. Bravo il direttore, bravo Ciro. Assolutamente, Pro Palazzolo l'hai detto tu che vince, allora andiamo a vedere la classifica del girone B come si evolve, perché ci sono stati chiaramente degli slittamenti in graduatoria. Davanti l'Arconatese a 35, poi Caldiero a 31, Varesina a 30, Piacenza e Pro Palazzolo appunto a quota 27 che è un po' quella playoff. Adesso qui dovrà puntare la Folgore Caratese, adesso me lo confermerà magari mister Parlato. In zona retrocessione Real Calepina 19, Club Milano 17, Legnano 17, Crema 14, Trizium anche a quota 14 e Ponte San Pietro ultimo a 11, nonostante la vittoria che abbiamo appena commentato. È quello un po' l'obiettivo Parlato? Cioè, ormai diciamo il primo posto penso che sia lontano, ma vi siete detti che l'obiettivo è entrare nei playoff con il presidente? L'obiettivo è cercare di sistemare l'acqua che scorre in questo momento. Poi tutto è possibile, ma adesso come adesso non puoi fare nessun ragionamento, ma neanche 2 domeniche fa, perché comunque qualsiasi cosa, ogni domenica quando ci sono i 3 punti, per esperienza ti dico, anche se mancano 5 partite alla fine, se a 10 punti o sotto o sopra puoi sempre recuperare. È chiaro che devi dare continuità, devi trovare quell'identità di squadra. A me quello che in questo momento devo cercare di fare è trovare l'identità di squadra e portare i punti, e poi dopo ovviamente la cosa si può raggiungere gli obiettivi cercando di solidificare quello che è la squadra e quello che poi dopo il percorso che c'è da fare. In questo momento qua la cosa da fare è cercare di portare a casa i punti, come ho detto, perché non puoi fare una prestazione del genere e portare a casa 0 punti. Quindi c'è anche un discorso di mentalità che bisogna cercare di improntare nella testa dei ragazzi, perché si gioca a calcio per portare i punti a casa e non per cercare di giochicchiare e basta, perché non è sicuramente la mia idea, quello senz'altro. Allora, non faccio a Carmine la domanda perché ha appena risposto, ma volevo fare una domanda flash a tutti. Partiamo da Giovanni che ha sempre la risposta pronta. Chi ti aspettavi in una posizione diversa? Cioè, chi ti ha sorpreso di più quest'anno in positivo e in negativo del girone B? Se vuoi rimandiamo in onda la classifica. Pronti anche gli altri, che poi chiedo anche a voi. A lui lascio 5 secondi per pensare. Sai cos'è? Per esempio, nelle parti basse sono rimasto molto sorpreso dal rendimento del Club Milano. Sai, una neopromossa
con investimenti bassi, che comunque si trova, se ha fatto quei 17 punti, è lì che se la gioca, tra l'altro vincendo anche delle partite contro squadre molto più blasonate, verso il basso mi ha sorpreso. Poi ti dirò, non immaginavo che l'Arconatese potesse avere questo tipo di rendimento così costante, nel senso che negli ultimi 3-4 anni l'Arconatese è sempre partita, ha sempre fatto una partenza sprint, e a detta di molti, ti dirò, me compreso, non mi nascondo e non mi vergogno a dirlo, pensavo che fosse insomma la solita partenza arconatese, perché poi la squadra è buona, il mister è bravissimo, Livieri è un allenatore che ha dimostrato negli anni di essere un grande gestore di gruppo ed un ottimo allenatore. È una società che non ha fatto grandissimi, clamorosi investimenti per vincere il campionato. Non credevo potesse avere questo tipo di rendimento, arrivare a dicembre prima in classifica, praticamente dominando il campionato fino ad oggi. È la squadra che sta dimostrando di essere probabilmente la più forte, la più organizzata. Bisogna capire se riuscirà a mantenere questo tipo di rendimento costante nel tempo. Mi ricorda un po' il Sestri Levante dello scorso anno nel girone A, più o meno una squadra costruita allo stesso modo, completa, con ottimi giocatori in ogni reparto. Inizialmente non credeva neanche il Sestri di poter avere la capacità di portare a termine il campionato al primo posto, e invece poi si è realizzata la favola Sestri. Chissà che non sia quest'anno l'anno dell'Arconatese. Giovanni, mi hai fregato però, perché io avevo chiesto una risposta flash. Sei molto generoso perché hai dato tempo agli altri per pensare, però insomma... No, grazie, scherzo ovviamente. No, cercherò di essere più conciso, No, un po' logorroico. Scherzo ovviamente, che dobbiamo rispettare un attimo la scaletta. Marco, a te chi ha sorpreso in positivo e in negativo? Allora, in positivo ti direi il Caravaggio. No, in negativo puoi anche non dirmela, ne basta una, o in positivo e in negativo. In negativo il Ponte San Pietro, perché fucina di talenti, organizzati sempre al massimo, la vedo troppo, a parte la vittoria di ieri, ma se non avesse fatto i 3 punti ieri era veramente staccata rispetto alle altre. Manu? Beh, allora, togliamo le già dette, Arconatese, eccetera. Beh, di delusione ad oggi qualcuno c'è, perché comunque sia il Desenzano anche, che ha fatto investimenti molto importanti, ha avuto grandi problemi, ha cambiato allenatore. Davanti c'è qualche sorpresa in avanti, su, perché comunque anche lo stesso Brusaporta ha fatto molto molto bene con una squadra giovanissima, un allenatore Brogno che ha fatto benissimo col Ponte San Pietro l'anno scorso, e la classifica ad oggi del Ponte San Pietro lo sta certificando. E adesso arriva a 2 sconfitte di fila, però sta facendo un grande campionato come anche il Caravaggio. Io, come diceva Giovanni, l'Arconatese è questo il punto topico, perché è vero, anche l'anno che vincemmo noi era lì davanti, poi a dicembre ha avuto una flessione che gli è costata poi una seconda parte di stagione tragica. Io mi aspetto che sia il Piacenza che il Pro Palazzolo comunque inizino a scalare un po' di posizioni, perché sono squadre. Il Piacenza, se inizia a ingranare come sta facendo, sono guai, perché poi ha alle spalle una città, una tifoseria che poi in alcune partite ti dà veramente la carica. Il Pro Palazzolo ha fatto un altro investimento importante con De Angelis, che se dovesse confermarsi su questi livelli allora potrebbe dar noia lì davanti a un po' di bagarre. Non lo so se c'è un ammazza campionato quest'anno. Difficile perché abbiamo visto tutte vincono con tutte, tutte perdono con tutti. Giuseppe, non vale la risposta Trizium. Bravo. No, dico la sorpresa, dai, brutto parlare, visto che nei miei panni poi, brutto parlare di quelle in negativo. Sorpresa in positivo, ma neanche troppo sorpresa, perché è una squadra per me forte, quella che mi ha impressionato di più, il Caldiero, che secondo me fino all'ultima giornata prova a vincere il campionato. Non arriverà staccato di molto, se non arriva primo arriva secondo di poco. Squadra più forte di tutte, affrontate. Il Caldiero, che ha scelto tra il resto di giocare nel girone B, ha chiesto di cambiare girone perché aveva mancanza di stimoli. Io avevo preparato la partita a inizio anno e mi ricordo questa cosa. Prima di chiudere col girone B andiamo a vedere il prossimo turno del girone B.
E allora Arconatese Caravaggio, Brusaporto Clivense, Caldiero Real Calepina, Desenzano Trizium, Club Milano Casatese, Crema Virtus Cesarano Bergamo, Legnano contro Villavalle, Piacenza Castellanzese, Ponte San Pietro Varesina, Pro Palazzolo, Folgore Caratese. Giovanni, quale ti guardi di queste? Se riesco, Caratese e cosa c'era? Brusaporto Clivense? Sì. Esatto. Sì, sono due partite, forse le due partite di giornata, secondo me, che sono le più interessanti, le più belle, quelle dai valori tra le 4 squadre che si incontrano più alti. Ottimo. Allora, ora cambiamo argomento. Prima però salutiamo e ringraziamo Carmine Parlato per essere stato con noi, per essere stato anche chiaro riguardo le situazioni in cui che si trova a affrontare un allenatore appena subentrato. Ecco. Ti ringraziamo per essere stato con noi, Carmine. Grazie a voi, un saluto a tutti. Buona serata. Buonasera, mister. Ciao, buonasera. Prima di salutare invece Marco Molluso, andiamo anche a parlare velocemente della partita che affronterà la Vogherese, Albenga Vogherese, Albenga che fa 19 dei suoi 24 gol con 3 giocatori, Barranco 7 gol, Esposito 7 gol e Venneri 5 gol. Oltre a loro 3, solo 3 giocatori sono andati in gol. Come si fermano, Marco, questi giocatori? Come si fermano? Senza dare troppe indicazioni tattiche, non vogliamo mai rovinarti la partita, sia mai. Speriamo siano in una giornata negativa. Si prega? No, no, scherzo. Si spera. No, vabbè, affronteremo una squadra che in casa ha un ruolino importante, neopromossa come noi, quindi massimo rispetto. Cercheremo di non commettere gli errori che abbiamo commesso ieri e che arrivi un aiutino dal mercato, questo lo spero, altrimenti andiamo forti. Attenzione l'annuncio. Che siamo. L'annuncio a mezzo stampa. Ogni tanto però immagino che tu ne parli anche con la società, in realtà penso che siano no, al corrente. Sono sicuro che arriva, già qualcuno arriverà domani, però... E questa è una notizia. Un po' sull'acceleratore. Questa è una notizia. Vuoi darci l'iniziale del cognome? No, non posso. Niente. Il direttore pensa a queste cose, io penso solo ad allenare quelli che sono disponibili. Allora non possiamo che rimandarvi a seguire i social di Bepi TV, vi chiediamo di darci la notizia abbastanza presto così la pubblichiamo prima e via. Grazie Marco anche a te, allora noi passiamo al girone F, ti salutiamo. Grazie, buonasera a tutti. Buona serata, ciao Marco. Ciao, buonasera. E allora passiamo al girone F, giusto? Dalla regia, mi confermi che siamo pronti? Ok. Un attimo di aggiustamento, passiamo al girone F, guardiamo gli highlights del Riccione e poi commentiamo tutti insieme.
E allora abbiamo visto gli highlights del girone F, in particolare quelli di Notaresco United Riccione, un 3-3 roccambolesco, pieno di emozioni, di colpi di scena. Volevo fare una specifica però che mi hanno fatto giustamente notare dalla regia. Giuseppe, noi ti teniamo qua perché alla fine ci sarà un excursus sul calciomercato in cui volevamo chiederti un altro paio di domande, visto che sei stato anche molto disponibile. Prima però appunto parliamo del Riccione e introduciamo l'ospite di oggi, che è il presidente Pasquale Cassese. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Buonasera Pasquale. Buonasera. Fede, ti correggo solo al volo perché era Matese Riccione, non Notaresco. Ok. Dicevamo allora, parliamo un attimo della situazione di questo Riccione nel girone F. È partita un po' diversamente da come ve l'aspettavate questa stagione, anche rispetto a un comunicato che aveva lasciato tramite noi, un'intervista che aveva rilasciato a noi l'1 novembre, dove diceva che serviva un cambiamento e un cambio di rotta in generale, e lo vediamo ora in sovraimpressione. Volevamo chiedere, da quel 5 novembre in campionato c'è stata solo una sconfitta con il Chieti, ma ha visto anche poi effettivamente questo cambio di rotta della squadra? Sì, assolutamente sì, specialmente da un punto di vista caratteriale. Il gruppo si è unito, siamo comunque più compatti. Alla fine una partita del genere un mese fa la perdevi 3-0, magari 4-0, perché mentalmente entravi male e non avevi la capacità mentale di poterla ribaltare. Ieri, se la partita fosse durata 10 minuti in più, la vincevi, perché poi l'approccio è sbagliato, poi c'è la capacità sia atletica, sia tecnica che mentale di recuperare una partita difficile, perché comunque sono campi difficili. Il girone F quest'anno è un girone veramente dove tutti perdono con tutti e tutti possono vincere con tutti. Una squadra materasso non c'è, basta vedere la classifica, le lunghezze delle classifiche. Noi decimi in classifica, siamo a 11 punti dal primo e siamo a meno 8, se non sbaglio, meno 7 dall'ultimo, quindi sono classifiche veramente corte dove non c'è una squadra materasso. Sì, è chiaro che dopo un inizio così vanno anche un attimo rivalutati gli obiettivi. È così anche per voi o comunque credete in questo Guardi, sogno? io sto da un anno a Riccione, questo è il mio inizio secondo anno e credo che la volontà di voler fare qualcosa di importante c'è, ci sarà e c'è tuttora. È normale che ti trovi in un girone dove ci sono big sia in termini di fatturato sia in termini di pubblico che sono completamente fuori budget, no, rispetto a noi che siamo una squadra magari costruita sicuramente per fare obiettivi alti di classifica, però con pressioni meno dall'esterno dovute a una piazza calma rispetto a San Benedetto, rispetto a Campobasso, rispetto all'Aquila che beccheremo domenica, dove sono piazze dove hanno pubblico, hanno storia e quindi c'è anche un ritmo diverso, no? Sia per le pressioni esterne dovute a una sconfitta o una vittoria, invece noi dobbiamo crearle noi le pressioni all'interno del gruppo e quindi questo comunque porta a un processo di crescita, questo bisogna metterlo in conto nel calcio.
Allora volevo chiedere a Giovanni, visto che ha occhi un po' dappertutto in Serie D, ma non solo, conosci qualche squadra del girone F che ti ha colpito particolarmente quest'anno? Settimana prossima giocano con l'Aquila, non so se hai qualche notizia a riguardo. No, sicuramente le prime due della classifica San sono Benedettese e le due Campobasso. candidate, sì, sono le due candidate a giocarsi la vittoria del campionato. Mi piace come lavora il direttore del Notariesco quest'anno, che è andato a rinforzare una squadra su una buona ossatura dello scorso anno e sta facendo bene. Per il resto, come diceva il presidente, è un bel campionato, è un girone equilibrato, come tra l'altro si sta vedendo un po' in tanti gironi. Io credo che il livello qualitativo si sia alzato rispetto allo scorso anno. Le società hanno investito qualcosina in più e anche il girone F presenta un equilibrio sostanziale che ti porta a non avere grosse certezze, nel senso che chi aveva obiettivi alti e si trova in una posizione di classifica non altissima può ancora puntarci, e le società che invece sono indietro in classifica, parlo di quelle che devono salvarsi, possono giocarsela fino alla fine. Cioè è così corto il distacco tra le prime e le ultime che penso che tutti abbiano obiettivi in corso ancora in voga. Citavi giustamente il calciomercato. Prima di salutare Pasquale Cassese, volevo chiedere come ha intenzione di intervenire la società sul mercato, se avete qualche idea. No, ovviamente non vi chiediamo di dircela, però in generale dovete intervenire sul mercato? E quanto? Vabbè, noi siamo già intervenuti in qualcosa, abbiamo fatto Jumbo che è arrivato una settimana e mezzo fa, ha giocato già 2 partite. E poi abbiamo fatto Fode Silla, che peraltro ieri ha segnato, quel ragazzo che ha strappato la palla al piede all'altro ragazzo di colore, e poi è andato in porta e ha tirato e ci ha messo sicuramente gli attributi. Poi abbiamo fatto Falou Samb, che è arrivato sabato in ritiro da noi, stavamo vicino Piedimonte Matese. Credo che possa arrivare un altro paio di giocatori nei ruoli, diciamo, tra difesa e centrocampo, e poi la squadra sta a posto, perché alla fine una buona base, un'ottima base c'è, onestamente. Poi abbiamo tutti ragazzi capaci, secondo me, quindi ti ripeto, per me è un fatto che San Benedettese, per me, se non vince è un fallimento. E Riccione, se non vince, non è un fallimento, cioè nel senso che lì ci sono obiettivi di piazze, di fatturati e di introiti che sono qualcosa di spaventoso rispetto a noi, che abbiamo un obiettivo sì importante, però abbiamo diverse pressioni da fuori. Questo è il senso. Settimana prossima contro l'Aquila, cosa si aspetta di vedere di diverso dalla squadra? L'Aquila è un bel test, squadra forte, costruita anche loro per vincere, con delle individualità ottime, specialmente dalla cintola in su. Sarà un match importante, dove sono convinto che i ragazzi daranno il 1000 per 1000, anche per dimostrare che l'approccio sarà diverso, specialmente domenica in casa. Quindi, anche perché in casa poi la cosa strana è che, se andiamo a vedere Riccione, fuori casa siamo secondi in classifica per media punti, in casa siamo quasi terzultimi, se non sbaglio. E ci pesa anche il discorso di non giocare al nostro stadio, che credo che entro un mese ci consegneranno finalmente, con il manterboso nuovo adeguatamente corretto e omologato già per la Serie C. Sarà un campo ultramoderno, il sintetico, e quindi già lì avremo un fortino in casa. Oggi invece giocare lì, giocare qui, giocare lì, giocare qui, purtroppo ti comporta poi anche uno stress psicofisico importante. Infatti non si spiega perché in trasferta siamo una delle squadre che raccoglie più punti. Manu, secondo te com'è sta cosa di non avere una casa per un tempo limitato? Ti è mai capitato? Sono retrocesso l'anno scorso col Sangio, perché giocavamo, ma non è un alibi, però No. Non è un alibi, però ti crea, anzi sono uno che alibi non se ne è mai cercati, però
avere una casa propria crea appartenenza, ma non Sì, solo anche nella l'ambiente, il Sì, gruppo. no, Scusami infatti lo se ti stavo dicendo, interrompo. non solo nella prima squadra, perché la cosa bella Sì, secondo me è sì, proprio magari riuscire a fare una partita al pomeriggio alle 3, quella classica di Serie D, ma magari esatto. nel corso della giornata prima, se è un centro sportivo di livello, ci sono stati i bambini, ci sono stati, cioè crei quell'appartenenza che poi clima positivo, torna sempre tutto alla fine, quindi magari crei quella roba lì, quell'entusiasmo che poi ti porta a punti paradossalmente, perché magari noi l'anno scorso, prima volta storica del San Giuliano in C, comunque la gente doveva farsi 40 minuti, tu mi dici 40 minuti, sì, però magari 40 minuti per una famiglia di 4 persone, con magari il nonno di 60-70 anni che aveva voglia di vedersi San Giuliano Juventus Under 23, non poteva perché comunque era lontano. Certo. Ed è una cosa che poi un po' pesa, perché non la senti casa tua. Io adesso stavo spizzando un po' la rosa dell'Aquila e davanti questi sono forti ragazzi, perché hanno Vanegas, che è un giocatore che a me ha sempre fatto impazzire. Ci ho giocato contro quando ero a Cosenza, è un trequartista mancino che è forte, infatti ha già fatto 6 gol. Poi hanno Angiulli che ha fatto anche la B, cioè una squadra forte, ma è un girone, come diceva prima Pasquale, che ragazzi bisogna fare, cioè se uno vuole fare la D al nord è bellissima, ma andare a fare la D dove c'è San Benettese, Campobasso, Avezzano, Chieti, Aquila, Notaresco, cioè è tutta un'altra cosa andare a fare la D in certi campi. Poi Assolutamente. quando arrivi a fare magari la C stessa, con tutto rispetto, io ho giocato a Pizzichettone anni fa, Giana, eccetera, te la mangi, perché comunque sei abituato ad altre pressioni, come diceva Pasquale, perché sono quelle belle, sono quelle che anche in D ti sembra di fare categorie diverse. Assolutamente. Sì, dicono che la pressione sia soprattutto il fattore che fa la differenza tra i gironi del sud e quelli del nord, nonostante Ma magari il livello tecnico possa essere specialmente anche in queste simile. categorie, specialmente, scusami, interrompo, specialmente in figurati. queste categorie fa la differenza, perché tu parli di Serie C, Serie B e Serie A, sono professionisti e già hanno una mentalità diversa Sì, sì. nel calarsi, che giocano a pizzichettone o che giochino a Marsala. In Serie D devi trovare un contesto di motivazioni, di appeal, il tecnico, la rosa, giocatori, cioè è tutto un concetto diverso anche mentale. Ci vuole tutta un'alchimia perfetta per poter poi certo. fare dei successi importanti. Il giovane che va a giocare a San Benedetto, E poi non è c'è da dire abituato. che l'obbligo degli under fa sì che un terzo della squadra sia composta da ragazzini, e metterli a giocare con quel tipo di pressioni non è proprio da tutti. Tant'è vero che in molti scelgono di portare i propri giovani, parlo dei procuratori, al nord, perché probabilmente il giovane ha la possibilità di crescere in maniera più serena. D'altro canto, però, se hai il giovane che riesce ad adattarsi a piazze come quella di Cava, di Nocera, che riesce a giocare lì, in realtà stai indirettamente formando un professionista. D'accordissimo anch'io. Allora salutiamo e ringraziamo Pasquale Cassese perché siamo in chiusura. Grazie Pasquale a voi. per essere stato con noi. Grazie a voi, A presto. buonasera. Buonasera. A presto, grazie. Prima di chiudere però, l'abbiamo detto perché l'abbiamo toccato per vie traverse, il tema del calciomercato. Abbiamo delle grafiche sui trasferimenti più recenti che volevo commentare insieme a voi. Ciro De Angelis l'abbiamo già nominato e ne ha già parlato Manu, da San Giuliano a Pro Palazzolo. Coghetto da Fiorenzuola a Varesina, classe 2003, terzino, ex Caronnese. Poi Mozzanica dalla Pro Palazzolo al Ponte San Pietro, 18 gol nelle ultime 3 stagioni. Chessa dall'Arconatese alla Castellanzese. Colombo, dicevamo, da Donaz alla Castellanzese. E volevo chiedervi una battuta su questi giocatori. Partiamo da Giovanni, che è sempre un po' quello più ferrato sul mercato. Qual è il colpo più importante di questi? Questa è una grafica che è simpatica, perché evidenzia come poi alcuni calciatori facciano bene il contesto giusto. Se tu guardi De Angelis, Chessa, Colombo, ma se non sbaglio anche Mozzanica, se non sbaglio, non vorrei dire un'eresia, sono tutti ritorni di calciatori che poi sono andati altrove
non hanno fatto benissimo e ritornano un po' laddove si sono trovati bene. Da una parte c'è la società che richiama dei vecchi cavalli perché li conosce benissimo, nella speranza che facciano come hanno fatto in passato, e dall'altra parte c'è il calciatore che, sai, girovaga cambiando società sperando di poter fare altrettanto bene, non riesce e puntualmente rientra dove ha reso al meglio. Non so se è una coincidenza il fatto che tu abbia messo questo tipo di grafica a tutti i calciatori che sono ritornati dove erano già stati, però mi incuriosiva questo tipo di aspetto. Fine conoscitore, 65 gol, tra il resto volevo precisare che essa nelle 3 stagioni con la Castellanzese, 10 il primo anno, 34 il secondo, 21 il terzo, insomma direi che sono numeri abbastanza convincenti. Manu, a te tra questi colpi? Beh, allora sì, Chessa e Colombo vanno a ricomporre quella coppia di 2 anni fa, e Chessa è un giocatore straordinario che probabilmente in quell'ambiente lì, con enorme fiducia da parte della società, intoccabile, parte sempre con la fascia di capitano, eccetera, riesce a dare il meglio di sé. Mozzani, che è un centrocampista che fa 10 gol a stagione, quindi ti va a dire che l'ultima della classe, il Ponte San Pietro, non vuole starci in quella posizione. Ciro ne abbiamo parlato, Colombo è un giocatore molto interessante che l'anno scorso a Lodi ha iniziato dovendo spaccare il mondo, poverino si è fatto il crociato subito in ritiro, quindi ha passato praticamente tutta la stagione ai box, però sai, in D il mercato è sempre aperto, quindi io mi aspetto anche una bella rivoluzione da queste parti, come da tante altre parti, perché ci sono, in giro vedo tante delusioni di squadre partite per far bene, poi trovatesi in situazioni pericolanti, e non è mai semplice poi venirne fuori, perché comunque bisogna tirare fuori gli attributi quando ci si trova con l'acqua alla gola. Purtroppo non c'è poca pazienza nel calcio, perché questi giocatori che cambiano magari squadra dopo 2 mesi, quando magari basta soltanto avere un po' più di pazienza, avere un po' più di tempo, mettersi Da un po' parte più di in chi, gioco. Manu? Da parte dei giocatori o da parte degli Ma allenatori? secondo me è sempre una responsabilità bilaterale che Ok. arriva da entrambe le parti. Ecco, dipende dal carattere, fondamentalmente dal giocatore, perché c'è chi ha le difficoltà, si sfida se stesso, quindi prova a mettersi in discussione, prova a tirar fuori quel qualcosa in più, o chi torna a casa, nel luogo semplice, dove sa di poter dare il meglio e avere le proprie certezze, tornando nella comfort zone. Carattere, come in tutte le cose nella vita, negli altri lavori, qualcuno preferisce stare nella sua comfort zone e fare bene, qualcuno preferisce sfidarsi e andare a vedere, a spiare i propri limiti. Non è né uno giusto né l'altro sbagliato, siamo Certo. solo persone diverse. Giusto, Però giustissimo. questo evidenzia ulteriormente quanto sia importante poi l'aspetto, non direi neanche al 90, al 100% del rendimento del calciatore, l'aspetto Tutto. psicologico. È tutto, Giovanni, ma lo sai Un benissimo. calciatore in fiducia può fare qualsiasi cosa, un calciatore fortissimo in sfiducia diventa un giocatore normale. Sì, poi Giovanni, tu saprai meglio di me che ci sono alcuni ruoli, in tutti la fiducia è fondamentale, ma nel ruolo dell'attaccante La punta è è... tutto. Perché il difensore, io ho sempre detto, io ho giocato un po' in mezzo, un po' dietro, ti basta una scivolata, un'entrata, un colpo di testa, vai. L'attaccante ha bisogno di gol, perché se anche fai movimento, vinci, però non fai gol, c'hai sempre quel tarlo lì. Quindi Sì, l'attaccante ha bisogno di fiducia incondizionata. Quelli che non ne hanno bisogno non sono in D, sono da altre parti, in categorie Ma in realtà li superiori. vediamo anche nelle categorie più certo. alte, i giocatori che vanno in crisi quando incominciano a non segnare quello per è qualche tutto. partita. Solo chi non ha giocato certe dinamiche non le capisce, quanto sia dura giocare quando hai il fucile puntato ogni domenica. Quando si aspettano tutti puntualmente che quella domenica tu faccia gol, perché è un po' che non lo fai e magari non lo fai ancora, e quel momento diventa sempre più lontano, il tunnel. Stai parlando un po' di te. Sì, esatto, io l'ho vissuto in categorie ancora minori, però è veramente una brutta bestia. E l'ho vissuto tante volte. Giuseppe, ti abbiamo tenuto per la fine, non perché ti detestiamo, ma perché parliamo di calciomercato e volevamo ottenere un po' il meglio per la fine. Cosa pensa la Trizium? Manu ha parlato di squadre che devono rivoluzionarsi, non credo sia il vostro caso, però penso che facciate qualcosa sul mercato. Ma ti dico, quest'anno secondo me è un po' uno spartiacque sulle operazioni di mercato, perché anche come forse ti dicevo degli allenatori, che c'è un
modo spasmodico di cambiare, ho visto situazioni veramente così, di cambiamenti di giocatori così veloci che forse non è mai successo ed è dovuto sicuramente a questa introduzione dei co-co-co, delle risoluzioni. Quando mi sono trovato in campionati di vertice ho fatto sempre qualcosa, anche in quel caso, di aggiustamenti a dicembre nella classica finestra. Io vedo squadre di vertice che fanno sempre in corsa ed è impensabile fare calcio così. Non è che l'Inter, la Juve, il Milan vanno a prendere gli svincolati a settembre, ottobre, a novembre. Io vedo in Serie D ancora squadre prima in classifica, che prima ancora di arrivare a dicembre, a ottobre, adesso anche l'Orconatese ha fatto i giocatori, il Trapani ancora primissimo in classifica è andato a fare i giocatori, il Campobasso ha fatto i giocatori, cioè vedi sempre un continuo fare giocatori, anche quindi non soltanto le rivoluzioni da squadre che lottano giù, ma anche già chi si attesta nei primi posti, sempre la caccia al rinforzo. Sicuramente le norme lo consentono, mi sembra veramente un andare sempre alla rincorsa. Sicuramente le squadre più in difficoltà cambi li fanno necessariamente, più che per smania, lo fai per necessità fisiologica, e qualcosa dobbiamo fare anche noi. Adesso vediamo. Avete No, anche perché, avete messo direttore, in questo tipo di girone, ripeto, io ho fatto girone A e girone B nei miei 4 anni da direttore sportivo, ma io un girone così, cioè, non riesco a individuare chi retrocederà. Se guardi il Ponte San Pietro e vedi che magari domenica ha vinto una partita difficilissima in trasferta, imprevedibile secondo me, anche per quello che è il rendimento delle ultime partite, ti rendi conto che bisogna stare attenti, nel senso che poi ci sono le squadre che si rinforzano e visto l'equilibrio esasperato di questo girone, diventa difficile per tutti, cioè diventa una partita a scacchi anche per chi si sente tranquillo oggi. Deve stare attento perché dietro c'è qualcuno che ti sta rinforzando e ti può poi risucchiare nella classifica che non vorresti. Sì, se si sbagliano 2 partite si è sempre nel calderone, anche secondo me è così, nel senso che sei sempre a tiro di schioppo per tirarti fuori, ti serve la vittoria, ne fai 2, già le altre che non ne fanno 2 sono di nuovo dentro e sarà una bagarre, spero sia una bagarre fino alla fine diventa anche bello e bisogna avere lucidità e una bella tempra forte. E allora, 1000 variabili, 1000 sliding door, come fate a rimanere aggiornati sulla Serie D? Seguendoci anche lunedì prossimo, noi le affronteremo tutte queste variabili che affronteranno le squadre del girone B, ma anche di tutti gli altri gironi. Io ringrazio Giovanni Capobianco per essere stato con noi. Ciao Giovanni. Ciao ragazzi, è sempre un piacere. E saluto anche Manuel Pascali, preziosissimo anche lui come sempre con le sue disamine tecniche. Grazie Fede, grazie Ciao, a Manu. tutti, ciao, buonasera. Alla E prossima. grazie anche a Giuseppe Pardeo che ha avuto tanta pazienza, che oggi non era neanche un giorno facile per lui e per la Trizium, visto i tanti cambi. Ringraziamo veramente tantissimo per la disponibilità, per essere stato con noi. Figurati, si affronta sempre tutto. Grazie, questo è lo spirito giusto, lo affrontiamo anche noi, ci affronteremo anche lunedì prossimo, sempre qui con D-Time. Ci ritroviamo allora a partire da lunedì prossimo alle ore 20, sempre su Beppi TV, sempre sul nostro canale YouTube. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Buona serata!